Buonasera a tutti, benvenuti al Cineclub Arsenale per un nuovo appuntamento dei Film della Vita, un ciclo che abbiamo inaugurato quest'anno a partire da gennaio e che stasera ci permetterà di chiacchierare con un numero uno del giornalismo italiano, che è qui a chiacchierare di cinema forse una delle prime volte. Ora ci racconterai. Antonio Padellaro. Buonasera a tutti, grazie. Vice direttore dell'Espresso, direttore dell'Unità, fondatore e direttore del Fatto Quotidiano, una carriera infinita. Accomodiamoci e direi che possiamo partire proprio da questo sostanzialmente, perché il mese prossimo sarà in libreria con Il Fatto Personale. Sì. Un libro in cui hai cercato di raccontare tutta quella che è stata una lunghissima carriera, storie di giornalismo, la tua storia di giornalismo personale, per cui stasera siamo a chiacchierare di cinema, stiamo parlando di passioni e quindi inevitabilmente partiamo da quella che è stata la tua grandissima passione. Beh, innanzitutto non è la mia storia giornalistica che interesserebbe a pochi, è invece il racconto di quello che ho visto e che ho anche raccontato scrivendolo durante una stagione che è stata molto lunga, perché io ho cominciato, non vi dico nel secolo scorso certamente, non vi dico in che anno, se no insomma non faccio una bella figura, però ne ho visto certamente l'evolversi di tante cose in questo paese. Insomma, io ho cominciato praticamente a scrivere per il Corriere della Sera, dove sono stato 20 anni, quasi 20 anni nel 70, e quindi insomma dai referendum sul divorzio all'assassinio di Pasolini alla P2, poi insomma ho visto, sono stato testimone minore, ma sono stato testimone di tanti fatti che hanno contraddistinto la storia di questo paese. Ho cercato di raccontarli usando una vena che non so se mi sia riuscita, ma è quella che mi si adatta di più, quella dell'ironia e dell'autoironia, perché io penso che il nostro mestiere di giornalista è un mestiere molto particolare e non dobbiamo prenderci mai sul serio, e quindi anche se racconto anche fatti drammatici, ma sempre con un occhio a quello che avveniva un pochino dietro le quinte, e sono stato testimone per il lavoro che facevo di tante cose che forse mi auguro chi leggerà questo libro non conosceva. Tutto questo percorso, poi ovviamente gli anni dell'Espresso, il berlusconismo imperante, poi l'Unità, il ritorno nell'edicolo dell'Unità, fino alla fondazione del Fatto, che rappresenta un po' il cuore del libro e quindi niente, mi auguro che appunto questo libro non abbia il peccato capitale che secondo me è imperdonabile in chi fa questo mestiere, cioè quello di annoiare. Io penso che non ci sia niente di peggio che annoiare gli altri, cosa che spero di non fare anche stasera. La tua penna prima di tutto, ma prima di arrivare alla scelta del film, giustamente parlavi del grande lavoro che è stato fatto anche con il Fatto Quotidiano e che tuttora continui a fare. Tanto giornalismo d'inchiesta. Ti chiedo, in un anno in cui il caso Spotlight vince l'Oscar come miglior film, nell'anno in cui si celebrano i 40 anni dall'uscita di Tutti gli uomini del Presidente, per cui un film che raccontava lo scandalo Watergate, che idea ti sei fatto e soprattutto quanto a un giornalista come te interessa quel tipo di cinema? Cosa trovi interessante in quel tipo di narrazione? Prima mi accennavi anche a Cruz. Sì, certo. Beh, a me interessa, facendo questo mestiere, particolarmente cogliere in questi film degli aspetti che forse possono sfuggire al grande pubblico, ma che non sfuggono a chi appunto pratica questo lavoro. Per esempio Spotlight è un film certamente fatto bene, ma tutti pensano che sia un film su, ed è anche questo per carità, una grande inchiesta coraggiosa sulla pedofilia ai vertici della chiesa di Boston. Ma quello che mi ha colpito in quel film, se l'avete visto,
vorrei condividere con voi questa impressione, è che in realtà poi questi giornalisti quelle notizie le avevano già avute, ma è un direttore che probabilmente non voleva avere delle grane con l'arcivescovo di Boston, che poi è stato esiliato in Santa Maria Maggiore a Roma. Ecco, quel direttore aveva pensato che non fossero interessanti. Arriva un nuovo direttore, il quale ha bisogno, attenzione, di risollevare le sorti del Boston Globe, che sta andando male. Allora cosa fa? Va, apre i cassetti, cerca qualcosa di interessante e lo trova, e allora deve, non vi sto a raccontare un film che avrete visto, ma insomma deve costringere i suoi redattori e questa squadra di inviati a riprendere un'inchiesta che, se fosse stata fatta 10 anni prima, avrebbe impedito tutta una serie di altri atti di violenza nei confronti dei bambini da parte di quel clero. E l'altra cosa che mi colpiva era che nel momento in cui questa squadra mette le mani su questa inchiesta, la grande preoccupazione sì è quella di smascherare i vertici della Chiesa di Boston, ma soprattutto di non farsi fregare l'esclusiva, perché loro sono ossessionati del fatto che i rivali del Boston Globe possano a loro volta impossessarsi delle inchieste. Tu citavi il Truth, non penso di averlo pronunciato bene, anche lì è la storia di come Dan Rather, il famoso anchorman della CBS, diventa protagonista dopo una vita intera, il giornalista più popolare d'America, diventa protagonista, decide di cavalcare uno scoop, che è il fatto che John W. Bush non ha fatto il servizio militare come tutti, andando in Vietnam, diciamo, si è imboscato. Allora, per farla breve, la notizia è sicuramente vera, però questa squadra non lavora bene, perché decide di lavorare in pochissimi giorni e non raccoglie tutte le pezze d'appoggio per poter sostenere un'accusa così grave, tra l'altro alla vigilia della rielezione di Bush, quindi in un momento delicatissimo della campagna elettorale. Allora, che cosa mi colpisce in questi due film? Che non sono film che vanno visti come dei monumenti al giornalismo d'inchiesta, sono anche questi, ma sono dei film, e questa è una caratteristica americana, che mettono a nudo anche i difetti, i problemi, la superficialità di un certo modo di fare giornalismo, che poi nel caso di Truth porta al disastro, perché Dan Rather deve ritirarsi dalla professione, e così tutta la squadra di investigatori. Prima di arrivare al Grande Lebowski, al motivo di questa serata, mi farebbe piacere passare la parola a qualcuno del pubblico per eventuali domande e curiosità da rivolgerti. Non vedo mani. Andiamo subito al allora andiamo subito al dunque. Quando ti abbiamo invitato e ti abbiamo chiesto quale fosse il tuo film della vita, non ci hai pensato un attimo, è quello, è il Grande Lebowski. Allora, innanzitutto io, non perché sono qui in una splendida sala cinematografica, io amo molto il cinema e credo di non aver saltato settimana senza aver visto almeno un film. Quando lavoravo al Corriere della Sera, io ebbi come capo un grande critico cinematografico, tra l'altro fiorentino, che si chiamava Giovanni Grazzini. Giovanni Grazzini mi spiegava che i film, sto dicendo quella che sembra una banalità, i film vanno visti al cinema, non possono non essere visti al cinema, perché quando si spengono le luci e noi ci sistemiamo comodamente sulla nostra poltrona, siamo avvolti, entriamo in un mondo che ci avvolge e ci isola e ci fa godere. Non sempre avviene questo, perché spesso si sbagliano i film sono noiosi, forse. Tra l'altro una cosa importantissima è la compagnia quando si va al cinema, perché se uno sceglie un film e hai il tuo fidanzato, il tuo fidanzato, il tuo amico che cominciano a borbottare perché magari non hanno colto
è terribile, è come quelli che mangiano il popcorn al cinema. Deve fare una legge che proibisce. L'altro giorno ho visto in un cinema, una multisala, delle persone che arrivavano con delle lasagne, non sto scherzando, dei pacchi, cioè praticamente sono dei pranzi che poi vengono accompagnati anche dalla visione del film. Allora, intanto il mondo incantato, adesso non dirò le solite cose, torniamo bambini, non è che torniamo bambini, ecco, quell'atmosfera io la amo molto. I film dei fratelli Coen, veniamo al punto, sono sempre film che non mi deludono mai, cioè quando io vado all'ultimo Ave Cesare, li ho visti tutti, sono sicuro che starò bene, che mi divertirò e che magari quel film vorrò rivederlo altre volte. Il Grande dei Boschi l'avrò visto una decina di volte, anche perché ogni volta che lo vedo me lo colgo delle cose che non avevo visto prima. Poi io con i miei figli, che hanno anche loro amato questo film, ovviamente le battute più divertenti ce le scambiamo, ogni tanto ce le ricordiamo. La più bella di tutte è quella dello svitato del Vietnam di John Goodman, il quale, insomma, lo ricorderete, gioca a bowling con John Turturro, che fa un punto che secondo lui non è valido, e la famosa battuta è: stai per entrare in una valle di lacrime, se segni 8 stai per entrare in una valle di lacrime. Ora questo è un ritornello che ogni tanto io citavo anche ai miei giornalisti, dicendo stai per entrare in una valle di lacrime, ma chi non aveva visto il Grande dei Boschi non capiva l'importanza della citazione. Ci sono delle caratteristiche che inevitabilmente hanno reso i fratelli Coen, come dire, dei casi cinematografici che sono sempre stati in bilico tra l'arte, cioè il cinema d'autore, se vogliamo, e il cult assoluto. Certo. Tu citavi appunto Ave Cesare, quello è a mio avviso straordinario omaggio al cinema, sì, che appunto averlo anche molto amato. Credo che siano forse i migliori sulla piazza che riescono a raccontare i film corali, e poi ci sono tanti elementi che si ritornano, lo humor nero, che sta sempre, come dire, a metà, sì, tra il loro raccontare il noir, il thriller e la commedia. Quali sono le caratteristiche che più ti sono entrate nel cuore e ti hanno... Ma quasi tutti i film dei fratelli Coen, vorrei sbagliarmi, narrano storie di sfigati, sono dei super sfigati, ma che sono talmente sfigati che diventano personaggi, protagonisti di grandi drammi. Fargo è l'esempio più interessante, perché il venditore di auto che decide di fare soldi facendo rapire la moglie e mettendo in moto una serie di catastrofi interminabili, poi ha avuto talmente successo che hanno fatto la serie televisiva Atlantic, che ho trovato molto bella, eccetera. Così anche in Ave Cesare George Clooney è un personaggio indimenticabile, perché è un uomo, un attore che vive in una sua... sì, non è un grande attore di successo, comunque, scusate l'espressione, ha un'area da rincoglionito meravigliosa, cioè non è mai, non capisce dove sta. E c'è la scena straordinaria del suo rapimento, arriva nella villa dei miliardari di sinistra, anzi che vogliono fare il colpo di Stato, e c'è l'immagine del sottomarino russo che li va a raccogliere, scena indimenticabile. Nel Grande dei Boschi parlavi di coralità, sì. Ci sono tutta una serie di attori e di personaggi indimenticabili. Abbiamo detto il protagonista che non era Drugo, abbiamo scoperto che nella versione americana è Jude, Drugo è una licenza italiana, non si capisce bene il perché. Abbiamo Turturro, abbiamo Steve Buscemi, anche lì è un altro personaggio molto divertente, perché cerca di capire che cosa sta succedendo e chiede a Goodman ma perché, e lui gli risponde: chiudi quella fogna, perché in realtà ha altre cose più importanti da fare. E poi la scena indimenticabile, quella finale,
si trova che soltanto un tocco di genio possa, no? Vengono sparse le ceneri sull'oceano, un colpo di vento. Momento spoiler per chi non avesse visto il film. Non dico altro. Vabbè, tutto qui è sbagliato. Dovevamo fare il dibattito. Credo ti si perdoni. Allora, prima di arrivare a una conclusione, io sarei contento di passarvi la parola se ci fossero appunto davvero domande sia sulla passione per il cinema che sul giornalismo. Forse hanno bisogno di popcorn. Allora guarda, chiudo soltanto chiedendoti una cosa, cioè riflettendo su una cosa. Citavamo il Dude per l'appunto, ma che nel 2005 fosse nata una religione attorno a un personaggio del genere. Certo, che un po' sì, che si radunano da dove? Assolutamente, cioè l'esaltazione sostanzialmente, cioè contro, ecco, si citava il logorio della vita moderna, no? Cercare di prendere tutto con molta calma e addirittura ne nasce una religione da un personaggio cinematografico. Certo, anche perché il Dude che cos'è? È in realtà un parassita, perché vive di sovvenzioni, non lo dovevo dire, vabbè, vive a spese a carico dei contribuenti. E questo lo rende simpaticissimo nel momento in cui siamo invasi, anche in Italia, da chi ci vuole spiegare che invece bisogna l'innovazione, la modernità e tutte quelle belle cose devono abolire qualsiasi tipo di sostegno da parte dello Stato. Io sono moderatamente a favore di tutto, cioè, poi se uno riesce a vivere a spese degli altri una vita così indolente ma anche così divertente, tutto sommato mi sento di assolverlo. Assolutamente sì. Ringraziamo il direttore Antonio Padellaro. Grazie a voi. Vi auguriamo buona visione. La 12ª volta.